Salve gente e benvenuti nel quartier generale del nuovo team di Formula 1. Siamo stati invitati dietro le quinte per catturare le immagini esclusive di quello che potrebbe essere il team più interessante degli ultimi anni. Abbiamo visto la partecipazione di molte new entry in Formula 1 durante la scorsa decade, ad esempio Manor, Caterham, HRT e ovviamente Haas. Mentre alcuni di loro si sono dimostrati capaci di competere in Formula 1, altri invece sono stati acquistati dai team già presenti per poi sparire completamente. Quello che rende speciale questo team è il fatto che il pilota ne sia anche il proprietario. Naturalmente, durante i primi anni della Formula 1 era abbastanza comune possedere le squadre e guidare una delle monoposto, ma oggi le leggende come Sir Jack Brabham, Bruce McLaren, John Surtees e Graham Hill sono ormai sempre più rare. Un'altra particolarità di questa scuderia è che oltre al team anche il proprietario e il pilota non sono mai stati in Formula 1 prima d'ora. Qualunque cosa accada questa stagione, avete già fatto la storia. Dimmi, ti spaventa l'impresa titanica da pilota a manager che ti aspetta in Formula 1? Bella raga, ciao a tutti! Per Commendone Veneziano, siamo qui su Formula 1 e siamo con la carriera, con la scuderia creata dal Cume, appunto la Kumenda GP che si ispira alla Brown GP, macchina che io adoro. Ok, vai. Ogni scuderia necessita di due piloti, ma la domanda è: cosa vi ha portato a diventare compagni di squadra? Io volevo prendere Mick Schumacher, invece è arrivato Ghiotto, vabbè, Nessuno riesce accontentiamoci. a finire ultimo in classifica, quindi qual è la scuderia che vorreste battere? Non siamo nel rispetto per Alfa Romeo, vabbè, proviamo, sì, stiamo un po' stracciando però. Come pensi che l'auto reagirà in pista? Beh, comunque abbiamo scelto la Mercedes come motore perché Le la altre Ferrari sarà scuderie anche hanno anni di esperienza sia nel fuori che fatto. dentro il tracciato. Come prevedete di colmare questo divario? Allora, vai. Sorpassare è una manovra chiave in questo sport, quindi come vi siete assicurati che l'auto riesca a sfruttare ogni occasione che vi si parerà davanti? Sì, sì, il motore, noi cominceremo con il motore, Per concludere, quale dei reparti reputate il migliore? Sì, il propulsore. Ok, per ora è tutto. E ovviamente vi consigliamo di non perdervi il debutto di questo team alle prime armi in Formula 1. Vedremo cosa combiniamo, sono proprio curioso, raga. Taglia. Ta-na-na-na. Vogliamo subito debuttare con il 90% di difficoltà, solita. E basta, insomma, per il resto tutto uguale, 50%. Siamo pronti, cazzo. Certo che però non avere Schumacher, che tutti ho visto dei video tutti con Mick Schumacher, io Ottima no. intervista. Hai centrato in pieno l'obiettivo della scuderia. Ora, quando hai tempo, dai un'occhiata all'albero RS Va per bene, gestire i ciao. progressi attuali e futuri. E dato che ci sei, ti consiglio di farti un giro per il quartier generale e controllare se è tutto in regola. Qui è dove puoi monitorare le tue strutture ok. attuali e vedere gli effetti che hanno sulla società. Puoi anche investire il denaro in possesso per aggiornare queste strutture. È fondamentale usare il tempo tra una gara e l'altra per Questa roba? massimizzare l'efficienza. Puoi gestire il tempo impiegato dai tuoi collaboratori per aumentare le prestazioni della tua scuderia. Ok, bacheca trofei. Va bene. Allora, vediamo un attimo, strutture. Aerodinamica, telaio, personale, ma che figata, marketing. Ok, abbiamo 120. Io comincerei con il propulsore. Aspetta, ricerca e sviluppo. Madonna quanta roba da fare ragazzi, oh my god. Beh, non siamo neanche... Ora, Commenda GP, che figata. Non siamo neanche messi male comunque. Ok. Società. Qua abbiamo scelto Shark, il nostro obiettivo è fare almeno 5 punti durante tutta la stagione, insomma io credo che ce la possiamo fare sinceramente. Questo è il Il mercato dei mercato piloti. piloti Da verranno qui puoi sicuramente. consultare le liste e i dettagli dei piloti.
confrontarli tra di loro e anche come aggiungerli Schumacher ai voglio, preferiti. cazzo. Quando la finestra di mercato si apre, dovrai consultare Vabbè, non adesso questa ovviamente, schermata per avviare finanze. le trattative con i piloti. Storico, finanza, personalizzazione. Qua forse devo cambiare una piccola cosa, perché ho visto una cosa che non mi piace. Qua la classifica, esatti, stagione 1, trofei, rivali, dettagli pilota, ok, perfetto. Ok. Qua abbiamo, io direi di sviluppare, punti risorse insufficienti. Se decidessi Mi io, consigliano il investirei le nostre telaio. risorse qui. Va bene. Cominciamo. Possiamo farne 2, ne facciamo 2 assolutamente, perfetto, buono. E qua siamo in costruzione, poi abbiamo le strutture, qua c'è tanta roba, cacchio. Marketing. Vabbè, qua devo un attimo capire. Va bene, sistemo un attimo una cosa e poi ci ribecchiamo per vedere come sono andate le prime qualifiche. Eccola qua, ragazzi. Guardatela, ciao. Con lo sponsor in rosso, tipo Virgin. Sto godendo come un porco. Bene. Presentazione. Finalmente, questa è veramente una chicca che dovevano mettere, l'hanno messa e godo veramente tanto. Allora, qua cosa devo fare? Avanza il tempo. Conferenza stampa, web weekend di gara. Inizia la prima tappa, mi hanno messo anche i nuovi, devo un attimo capire perché c'è parecchia roba, non pensavo così tanta. Va bene ragazzi, ci becchiamo dopo le qualifying session. Adesso cerco di imparare la qualificazione perfetta, cioè prima volta che supero il Q1 la prima gara dell'inizio carriera, 15esimo, quindi neanche ultimo del secondo stint, del Q2 diciamo, la decisione di gara è questa. Ok, quindi partiamo chiaramente con le soft per andare con le dure, proviamoci, carburante giusto per la gara e niente, andiamo, prima gara del mondiale, Melbourne. C'è da dire una cosa che il casco è bianco, troppo bianco, ci devo modificare un po' di cose, un po' della livery nella prossima gara, purtroppo non lo posso fare adesso, lo faccio dalla gara 2, perché come adesso potete vedere è tutto un po' bianco, bella, però insomma il casco bianco, macchina bianca diventa un po' un pettone. Go! Si parte, Gran Premio d'Australia, ragazzi! Che cazzo di partenza! Inizio sublime per Veneziano. Poi rischiamo di andare a punta alla prima gara, fai. Partenza regolarissima. Abbiamo Kimi. Ecco, ho avuto un po' paura, dopo prendere un po' le misure, però la macchina cioè come si dice, la guidabilità è molto più semplice, nel senso la macchina tiene meglio. Mamma mia, subito lotta vera con Kimi, con un campione del mondo. Buona partenza. Mamma mia. Ok. Adesso vediamo, partenza veramente a bomba di Veneziano, siamo già 13esimi. Mi dispiace per il bianco del casco e il bianco della macchina, è un po' troppo bianco, lo riconosco. Ma va bene. Comunque nuvoloso a Melbourne, ma non è prevista pioggia.
prendere la mano. Comunque però veramente sì, la tenuta della macchina è molto, cioè è tutto più semplice, non capisco il perché. Si vede che probabilmente quest'anno le monoposto sono più facili da guidare, ma buono. 13esimi ci va più che bene. Ho messo il rosso, non il giallo, perché voglio far ricordare, cioè come si dice, la Brown GP aveva davanti il simbolo della Virgin in rosso, allora per quello l'ho fatta rossa. Però il casco non va bene bianco, è troppo bianco. Vabbè, concentriamoci sulla gara adesso. Dopo un buon inizio ci stiamo un po' assestati alla 13esima posizione, che è buonissima. Qua vado leggermente lungo, questa è difficile. Usiamo un po' di airs. No, 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 no. Non ci siamo, non ci siamo. Ok. Perdo leggermente. Melbourne è una gara che amo, però è molto insidiosa. La sosta è prevista per il 10° giro. Sta arrivando Gasly. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo. Belle anche le sue impressioni reali, perché ormai veramente ce l'hanno fatta. Manca forse ancora qualcosina, però accontentiamoci. La vettura dietro di te ti sta raggiungendo, guadagna 5 decimi al giro. Sarà dura andare appunto alla prima gara, ma a memoria la primissima gara, essere già 13esimo è veramente una bella cosa. Buono. Ricordiamo di usare un po' meglio l'ERS. Devi utilizzare il pulsante del sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare. Ma tu abituarmi, stronzone, oh! Questo ci permette di farla così e la facciamo così. Qua ho frenato troppo. Che abbiamo Kiat che ha le medie anche dietro, non è quello, perché devo capire, perché ci vediamo di più in classifica, che è una cosa bella, però qua Gasly ci ha sverniciato per bene. Il come si butta, mamma mia che rischiata, c'è andata di culo qua, eh. Qua c'è andata veramente bene. La macchina mi piace un casino, devo solo cambiare un po' il casco, mettere un po' più di giallo. Voi comunque non sarà sempre questa, poi voglio fare la Renault, quella della ING arancione e gialla, la Minardi gialla e blu della Telefonica, la McLaren bianco e rossa della Marlboro. Ci sarà molta carne al fuoco, però ho bisogno anche dei vostri consigli. Se ne sta andando purtroppo, adesso vediamo i limiti. Qua infatti ho sbagliato un po' con l'ERS, ho usato un po' troppo ERS adesso. Mi sembrava troppo bello per essere vero, andare a punto alla prima. Adesso stiamo prendendo le mine, 4 secondi da Kimi. Bello che è in tempo reale ci siano i distacchi finalmente, cose che non capisco perché. Ho messo solo adesso dopo 10 anni. Subito pazzie. Ricciardo fuori.
passo e rischiamo una penalità. Poveretto, anche in Rallenta casa. immediatamente. Gara di casa sfortunata come sempre per Ricciardo ed è subito safety car. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Vediamo. Cioè, però Ok, quasi quasi vado ai box. C'è ottavo, vado un po' prima. Che palle. Andiamo ai box a questo punto. Tanto andranno tutti sicuramente. Tutti vanno ai box, tutti vanno ai box. Siamo in regime, ragazzi. Primo colpo di scena subito. Rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Tutti sono andati ai box ovviamente. Guarda che bello però anche la sovraimpressione della corsia box. Bello, bello. Vai ai box per la sosta. Fuori, sarai subito in gara uscita dai box. Vai, vai ora. Abbiamo un'ultima sosta nella nostra strategia. Ultima sosta per oggi. Ok, siamo con le hard. E adesso ci accodiamo. Abbiamo le gomme freddissime. Tutto freddo ma il cuore caldo. La pista Vai. è libera, bandiera verde. Si riprende Kimi già in fuga. Fuga kiminiana. Non riesco a rosicchiare un'altra posizione. Avevo 5 secondi di ritardo. La safety car ha annullato tutto. Però Kimi, ragazzi, noi abbiamo detto che vogliamo far meglio dell'Alfa Romeo, ma un po' azzardata come cosa, però vedremo. Stiamo lentamente recuperando terreno sulla vettura davanti. Vedi di non mollare proprio adesso. Ci provo, Beppe. Cerchiamo di non perdere proprio tanto terreno. Tanto il primo ritiro di F120 è Daniel Ricciardo o Ricciardo, a voi sempre la scelta. Mamma mia, qua ho rischiato, però l'ho presa bene. Non ho più verso. Non aumentare il ritmo. La vettura dietro di te non ce la fa a starti dietro, forse è a corto di carburante. Mi fa piacere. Dai che c'è più ritmo magari con le hard, perché noi siamo strani. Mamma, qua l'ho un po' rischiato, poi ho rischiato di perderla. Ricordo livello 90, per il cume è durissima. So che tanti giocano a livello massimo, ma non ce la fa. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 4,0 Dai che possiamo prendere Kimi. Ci sono delle foglie. Mamma che bagarre, devo sfruttarla sta bagarre. Beh, nella punta della prima gara sarebbe il The Dream, però ci stiamo provando. Speriamo guardi un incidente davanti, sarebbe bello che si buttassero fuori tutti e quattro. Che noi non siamo sportivi, lo sapete. Il video sarà più lungo sicuramente della media, ma chi se ne fotte. Bella gara però, subito bella gara per Veneziano per il momento. Questa l'ho presa bene. Siamo a caccia di Kimi. Non voglio rischiare. Guarda lo stronzo, incredibile.
fortuna non ci sono danni, ma Magnussen ha fatto il porco. I commissari hanno dato l'ok per il Ecco, adesso DRS. non devo andare fuori dal DRS perché loro ce l'hanno. Qua l'ho un po' sbagliata. Ho perso qualcosa, quel bastardone di Magnussen. Però rispetto all'inizio stiamo perdendo meno, Noi paradossalmente andiamo sempre meglio con le mescole più dure. Dai che Latifi magari sta rallentando Kimi. Secondo me non tutti sono andati. Ma Latifi sta rallentando tantissimo Kimi. Questa può essere una bella occasione. L'Ers ce l'abbiamo. Però qua non serve molto, tanto non ce la facciamo qua. Sfruttiamolo per il rettilineo. DRS intanto e si gode, però c'è anche Kimi che prova subito a superare Latifi. Non è una bella cosa questa. Che lotta. Qua cosa facciamo? Sono un po' in panico. Se le stanno dando di santa ragione. Che gara, signori. Che debutto. E qua attenzione tipo Zonta, Kylian Schubi. Dai vola, dai vola, dai vola. Il pilota dietro di te si avvicina al ritmo di 5 decimi. Staccatola. E la fa. Non ci credo. Non ci credo. Ma vaffanculo, per guardare di là. Ho perso addirittura una posizione. Però è bella, però è bella. Uff. Qua l'ho persa, me la ripiglio. Mamma mia, che garona. Vedete col motore massacrato, poveretto, sto facendo miscela grassa come un pazzo. Però voglio superarli, cacchio. Proviamoci. Una gara bellissima, la Latifi sta rallentando tutti praticamente. Ok, e siamo in DRS anche noi. La Latifi sta rallentando chiunque. Gara bellissima. No. Mamma mia. E la Latifi va ai box, adesso so cazzo, ho paura che non ce la faccio più a prenderlo Kimi. Latifi si ferma ai box. Vabbè. Dai, che per il momento siamo stabili. Ti sta iniziando a creare un forte distacco. Stroll è dietro, vicino, e Raikkonen sui 2.5, 2.6. Adesso però Stroll si è avvicinato veramente tanto, mamma mia. Io ho le gomme finite, raga. Io spero, teoricamente non ce la faccio io a fare solo una sosta, Sei a 3 giri oltre il target di carburante, inizia a consumarlo. Sì, lo consumerò anche, ma il problema non è solo il target. Ecco, le gomme finite, ma nessuno va ai box, cioè non posso andare solo io, arrivo ultimo. Però mancano ancora tanti giri, boh. Se ti comincio a perdere parecchio da Kimi, ero sempre a 2.5. Sarà bello capire veramente le strategie di tutti, perché secondo me nessuno va ai box. Però io le gomme ho preso tanto male, sono le hard, che cacchio. Boh. Non capisco, se c'è certi casi sta succedendo veramente di tutto. Fuori Carlos Sainz.
quindi forse recuperiamo anche una posizione. Sainz saluta, secondo ritiro. Oh, gara subito bella aggressive, bene bene. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo Sta veloce. attento, Rallenta. La Virtual Safety Car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Ok. Buono. Ok, via libera. Siamo 11esimi. Siamo veramente a una posizione dalla zona punta. Alla prima gara, incredibile, mai successo, anche a livelli di difficoltà più bassi, perché una volta partivo con 85/80, incredibile. Tanto Lec ai box, ma io le gomme finite non posso, c'è Leclerc ai box, raga, inizia l'ultimo giro, senza la gomma, 70% la gomma anteriore sinistra, non esiste più la gomma. Adesso qua Giovinazzi mi supera, mamma mia, stare molto attenti, tanto Vettel, Bottas vince la prima gara del mondiale, un po' come la realtà, solo che non a Melbourne purtroppo, ma allo Spielberg d'Austria. Mamma, che dura 72%. Non ce la faccio più. Non la tengo più, ragazzi, non la tengo più. Non la tengo più. Madonna, lo risorpasso non so come. Guarda che sfida! Che lotta, che lotta! E la teniamo noi, non sono punti, ma è un 11° posto che fa morale! Yes! È la fine della gara, ci vediamo nel palco chiuso. Non so come, ma ce l'ho fatta, 11° la prima gara, record. Pilota del gioco, che figata! Una gara stupefacente e una vittoria altrettanto fantastica. Toto Lupo qui vince. ad Albert Park. Strano. Luca, a parer tuo, cosa gli ha consentito? Bisogna modificare un po' la macchina, è sempre la Brown GP, però volevo modificare alcune cose, ma anche quel nero davanti non lo so. Comunque il davanti era Brown e tutto bianco. Brown o Brown, sempre per la scelta, questo chiaramente è sempre la vostra scelta. Ocon sesto, bravo. Tutti questi interrogativi ha buone possibilità di vincere. Oggi è andata proprio così. La Mercedes andata. torna a fare festa dopo uno straordinario weekend di gara. Complimenti Il a Valtteri, è sempre una grande Sebastiano e Max. Hamilton fuori dalla zona punta, cioè dal podio. Champagne! Molto bene. Scopriamo in che modo questo finale ha Charles, modificato la classifica pilota. Con la beh, in prestazione realtà, di oggi, Valtteri ok, Bottas sì, si sì, è la mia assicurato posizione, il vedendo Luca Bianchi, dopo questa giornata incredibile, come si chi è dice, stato il migliore in pista per te? Vediamo come si sì, vabbè, presenta ciao, ora i la tempi sul classifica giro. del campionato costruttori. La Mercedes passa Il in mio testa alla compagno. classifica. È stato un weekend 15°, fantastico fuori per gli Sainz appassionati di e Formula 1 e Daniel non sarà Ricciardo l'ultimo. o Ricciardo. Ok, la prima gara è già andata. 11°, non ci voglio credere. Da fuori è apparsa come una gara molto avvincente. Le tue Oddio, impressioni? sempre Claire. Hai recuperato molte posizioni in gara, no? Sì, qua veramente la Power Unit. Sembrava controllassi perfettamente la macchina in pista. La tua squadra sarà entusiasta. Sì, Ti ringrazio. anch'io. Ottimo inizio. Ma infatti, ma veramente rimango sorpreso. Ok. Qua andiamo su, pagamenti, spese da
Ok, ho già fatto danni, perfetto, bene. Buono raga, allora saluto il comandante veneziano, adesso mi sistemo un po' alcune cose per quanto riguarda la livrea e il casco e niente, siamo partiti bene. Adesso devo imparare anche come gestire i reparti, le cose, però insomma me la godo. Ok. Buono raga, ho salutato il comandante veneziano. Ciao!